Bentrovati con il Faccia a Faccia. Il personaggio che andiamo subito a conoscere viene anticipato comunque dalla lettura di alcune sue note personali. Giocatore, allenatore, direttore sportivo, dirigente e soprattutto talent scout. Non amante dei salotti televisivi, oggi il nostro Faccia a Faccia è con Mario Marino. Ciao Mario, ben trovato. Ciao Ettore. Cercheremo di scoprire tanti lati di Mario Marino perché lo vorremmo un po' più presente in quelle che sono le domande che non riguardano il calcio, anche se poi indirettamente il calcio penso faccia parte della tua vita, no? Sicuramente. Assolutamente, ha contrassegnato il tuo percorso. Sì, sicuramente. La prima domanda che ti faccio è la seguente: cosa serve oggi per diventare un giocatore di Serie A? Avere tante le capacità sicuramente naturali, Doti tecniche. sicuramente le qualità tecniche e di trovarsi nell'ambiente giusto con persone giuste. Questo è molto difficile ultimamente? Molto, perché ci sono molti millantatori e molta gente che non ha fatto calcio che ha scoperto che col calcio può lavorare, può arricchirsi e può gestire anche tante situazioni che non hanno niente a che vedere col calcio. Cioè il vero. business ha creato diversificazioni diverse. Tante figure. Guarda, io per esperienza diretta al mercato, ai mercati di calcio, di Serie A, Serie B, Serie C, professionistici, la massima parte della gente, l'80% è gente che non ha mai fatto calcio, però già che a cravatta ha quell'aspetto del sapere e dell'essere capace di gestire qualsiasi tipo di situazione. Nascondono altre figure, Sì. Assolutamente. Quali sono le difficoltà morali che incontrano i ragazzi di oggi, nel calcio di oggi? Le difficoltà morali, ci sono tanti aspetti, c'è l'educazione familiare che spesso manca, esempi negativi che sono tantissimi, ma anche ultimamente anche questo qua del giocare, dello scommettere, tanti aspetti esteriori che prima non c'erano negli anni... Diciamo 20 anni fa. Si è cresciuti in un modo dove il calcio veniva visto come uno sport anche con futuro lavorativo. C'era un mio amico, un ex mio amico che diceva a tutti i giocatori: per me il calcio è il lavoro, e quindi quando si va al lavoro si deve avere tutto quello che si è capace in un certo modo senza divagare in altri aspetti. I giovani di oggi probabilmente hanno anche altri pensieri, non soltanto l'allenamento, la dedizione, l'impegno. No, c'è poca cultura in tanti ragazzi che, aiutati anche dai familiari, che molti lasciano la scuola, lasciano le cose più naturali di crescita e vivono di illusioni, vivono di specchietti sbagliati e di facile arrivi ai soldi, al benessere, Quando invece poi alla fine a non questa è così. a questa vita che non è il dopo giocare, non è uguale, perché non ci si è abituato, e quindi deve avere questo tipo di cultura educativa per andare oltre. Per il dopo. Qual è il tuo più grande rimpianto sportivo? Di non essere stato un paraculo in tante situazioni. È una risposta forte, attenzione, questo vuol dire che nel tuo percorso le difficoltà sono state talmente grandi che spesso e volentieri probabilmente avevi proprio bisogno di qualcuno che ti potesse spingere per superarle? No, ho sbagliato io con l'età, mi sono accorto di aver sbagliato, di non essere stato opportunista. Paraculo intendo di sapere approfittare di tante situazioni invece di essere scontroso e di essere determinato nella maniera opposta, al dimettermi. Quanto hai sacrificato allora a questo punto della tua vita per il tuo percorso che hai fatto comunque? Ho sacrificato forse per mie colpe la possibilità di essere un primo attore, però possibilmente mi do delle considerazioni al di sopra di ogni aspetto e magari mi considero, però ho avuto la possibilità di essere
importante in certi contesti, e invece l'ho stroncato con il mio ribellarmi. Il tuo ribellarti. E in questo caso i tuoi cari ti hanno aiutato nel tuo percorso? Cioè la parte più importante comunque è rimasta sempre la tua famiglia, i tuoi cari? Non ho avuto mai io la cosa che mi ha visto così, che io non ho mai influenzato, ho fatto partecipi ai miei familiari, ai miei amici nelle mie cose, e quindi anche quando giocavo, mio padre, che è morto giovanissimo, io ero un giocatore del Siracusa in Serie C, è morto a 50 anni, non mi ha visto mai giocare, né mia mamma sapeva, anche lei buonanima, come giocavo, come non giocavo, eppure sono stato diverse volte all'ospedale per incidenti di gioco, e loro erano lontani. Io immagino, c'ho un aneddoto importante, che i primi anni ero un ragazzo, giocavo nel Giarre, allora un Giarre quasi di Serie D, allora si chiamava prima categoria, ma era il valore della Serie D, mi davano 30.000 lire al mese. Mio padre un giorno mi dice: ma è vero che ti danno 30.000 lire? Me l'ha detto un signore, ho detto: ma che ti dicono queste fesserie, queste cose qua? Io non raccontavo niente a nessuno. Tenevi tutto per te quasi. Sì. E quindi anche nelle cose, col tempo, mia moglie mi ha detto: sei stato sempre, mai così il paraculo, dovevi essere uno che doveva abbassare a certi momenti la testa. Nella valigia della tua vita, che già hai aperto raccontandoci questi aneddoti, comunque che cosa non mancherà mai? Il denaro, la famiglia, il successo, la salute o altro? Per certi aspetti io sono soddisfatto, poi anche perché con rimpianti, però ci sono stati momenti belli, momenti tristi. Ci stavo perdendo anche la salute in un momento particolare, però ho costruito tantissime cose che mi sono piaciute, magari altri ma un po' meno, però che oggi ne trovo un riscontro nelle persone che magari mi conoscono, come stai facendo anche tu adesso. Volevo chiudere con una domanda che è un po' rivolta a chi, finita la carriera calcistica, vorrebbe intraprendere quella del dirigente, dell'allenatore. Quale potrebbe essere il tuo suggerimento più maturo ed intelligente? Io ho detto sempre, c'è un ragazzo che è bravissimo, che è cresciuto non con me, l'ho trovato al Calcio Catania, è un ragazzo brillantissimo. Ho detto: ascolta, io ti un consiglio, fai sbagliare gli altri. Anche nelle cose, cioè col tempo ho imparato, dove ho fatto gli errori io, fai sbagliare gli altri, aspetta, non dare la risposta tu, fai sbagliare gli Conta altri. fino a 10, come si suol dire. Anche. Tu hai mai contato fino a 10? No, inizialmente no, ultimamente, negli ultimi anni sì. E questo potrebbe essere quindi effettivamente il suggerimento migliore per chi comunque ha un trauma, come hai detto bene tu, finita la carriera sul campo. Io avevo un presidente che tu sicuramente hai conosciuto, si chiamava Luigi Verna. Assolutamente sì. Il presidente del Riposto diceva sempre: nonostante la prostituta, nonostante potesse avere anche 80 anni, ha ancora da imparare. Guarda, mi viene spontanea una domanda fuori scaletta sul valore dell'amicizia. In questo caso, tu personalmente, quanto ritieni fondamentale l'amicizia nel mondo del calcio, ammesso che ci sia? Allora, io ne ho pochissimi amici nella vita in genere, ho molti conoscenti. Io ho sempre spiegato: il conoscente e amicizia è una cosa, il conoscente è un'altra. Le migliori amicizie le ho avute come compagni di squadra, perché negli anni, oggi non credo che nascono delle amicizie tra giocatori forti come allora, perché allora c'era il calcio e basta, è la vita in comune. L'amicizia si diluisce e quindi poi probabilmente un po' tutti fanno percorsi diversi sotto questo punto di vista. Ti ripeto, oggi ci sono troppi momenti diversi, per cui una volta era diverso vivere nel calcio, si stava più assieme, non c'erano tutte questo tipo di strade diverse o amicizie diverse, oppure sì, le presenze anche di persone esterne, da procuratori, da tutti gli stati. C'è un circo adesso c'è un circolo vizioso dove oggi c'è anche la presenza della famiglia, dei genitori, delle compagne, perché c'è molta presenza anche femminile che incide molto nell'esporsi, e quindi si sono rotti alcuni equilibri. Sì, molti, no? Sì.
E l'equilibrio lo perdono anche molti giocatori in campo. E sappiamo benissimo poi che fine fanno. Anche perché poi non sono sereni, non sono tranquilli. Assolutamente. Mario Marino, grazie per essere stato al nostro Faccia a Faccia, perché abbiamo cercato di scoprire anche l'altro lato, non soltanto del dirigente sportivo. Non lo so, io spero di aver dato un contributo alla trasmissione. Assolutamente sì. Ti ringrazio. No, io ringrazio te. E un in bocca al lupo per tutto. Grazie ancora, spero di esserci ancora nel calcio. Grazie per essere state con noi, appuntamento con il prossimo Faccia a Faccia.